Una vera bomba è esplosa questa notte a Napoli e, se sei tifoso del Napoli, preparati. Perché quello che sta succedendo dietro le quinte potrebbe cambiare completamente il destino del nostro club. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento bollente. Di quelli che fanno battere forte il cuore e ti tengono incollato allo schermo. Come sempre, il nostro impegno è portarti le notizie più fresche e rilevanti. Con la credibilità e la passione di chi vive il Napoli da vicino. Prima di tuffarci in questo argomento elettrizzante, lascia già il tuo like e iscriviti al canale per non perdere nessuna novità. Oggi, qualcosa di grandioso si sta preparando dietro le quinte del Napoli. E le voci che circolano indicano che potrebbe trattarsi di una mossa storica per il futuro della squadra. Secondo Fabrizio Romano, il Napoli ha realmente chiesto informazioni su Kobbie Mainoo, giovane talento del Manchester United. L'informazione era stata inizialmente diffusa dal giornalista inglese Jack Gogan e ha rapidamente fatto eco in Italia. Mainoo, appena 19 anni, è considerato uno dei più grandi talenti emergenti del calcio inglese. E non sorprende che diversi club europei abbiano sondato la sua situazione. Romano ha spiegato sul suo canale YouTube che la richiesta del Napoli è vista come normale. Perché quando un profilo di questo livello appare sul mercato, i grandi club cercano naturalmente informazioni. Tuttavia, non ci sono ancora indizi di una trattativa avanzata. E la sensazione è che lo United voglia mantenere il giocatore come parte centrale del suo progetto futuro. E ora, tifoso azzurro, vogliamo sentire la tua opinione. Mainoo sarebbe il rinforzo perfetto per il centrocampo di Antonio Conte o il club dovrebbe concentrarsi su opzioni più realistiche? Lascia il tuo commento qui sotto e, se ti è piaciuto questo aggiornamento, sostieni il nostro lavoro con un super thanks per continuare a portarti le notizie più calde sul nostro amato club.